Allora, iniziamo subito facendo una domanda alla regista, Cristiana. Cosa ti ha affascinato di più della figura di Mauro Pagani, tanto da volerci farci un film? Cioè, dove è nata questa idea di dire faccio un film su questo, cioè, personaggio, Mauro Pagani? Ma sicuramente dalla sua personale ricostruzione della sua stessa vita dopo questo momentanea perdita della Sì, memoria, perché lì ho capito quanto ancora di più non sia importante tutto l'elenco delle cose che si sono assolutamente. fatte, quindi che le esperienze della vita hanno significato proprio per la memoria che lasciano e anche per la possibilità di essere addirittura reinterpretate. Mhm. E questo mi sembrava un espediente interessantissimo, affascinantissimo sia artisticamente sia umanamente, e chiaramente tutto questo ha trovato poi una possibilità effettivamente di affrontare l'idea di un film attraverso una relazione molto profonda che ci ha portato a parlare della vita e non Sì. solo. Infatti in base a questo lui, cioè Mauro Pagani, la memoria gli rimane solo sul rapporto con la musica, quindi cosa pensi che sia importante ricordare per un artista? Non tanto quello che ha fatto, ma forse altre cose. Ma io credo che sia molto bello anche fare parte dei ricordi delle persone. Ecco. E Mauro Pagani, Mm, indubbiamente, per una carriera così lunga e per la qualità di questa carriera, appartiene, io questo l'ho scoperto e sperimentato anche per quello che mi riguarda. Io avevo 5 o 6 anni e mia madre ascoltava Impressioni di eh, settembre, beh, quindi io guardavo questa campagna dove certo. peraltro che ci accomuna, Sì. Lombarda. Ehm, quindi io credo che quando hai qualche cosa che ti lega anche in un modo non fisico, non materiale, non percepibile, ma tu lo vivi, lo senti, è indubbiamente un modo di essere connessi all'universo. Uno ci può credere o no, ma Sì. credo che l'arte sia anche questo. Certo, assolutamente. E allora per Mauro Pagani, com'è stato rivedere il proprio percorso di vita sul grande schermo? Hai capito delle cose di più di se stesso? È stato sorprendente, devo dire, Certo. perché uno fa un sacco di cose e dopo un po' se le dimentica, viene travolto un po' dalle quantità di roba da fare. Io a un certo punto è stato un periodo che non avevo più scelta, nel senso che dovevo continuare a lavorare perché mi ero indebitato fino al collo per aprire le officine meccaniche, e quindi per fortuna ho avuto la possibilità di lavorare, ce l'ho fatta, ma Certo. è stato faticoso, eh. Ci credo. E, e- e però per vedere questo racconto l'ho trovato sorprendente, devo dire anche commovente, no? Perché, tro- Assolutamente. trovare qualcuno Mm. che ti regala il suo tempo, che si mette a leggere le cose che hai fatto, dando importanza, eccetera, eccetera, è un bellissimo regalo, no? Quindi io Molto. sono molto grato alla sorte, Mm. sono molto grato a Una bella Cristiano. gratitudine, sì. E cosa consigli alle nuove generazioni di musicisti? Cosa speri che questo documentario possa trasmettere ai nuovi musicisti di oggi? Ma io ogni tanto mi capita qualcuno che mi chiede, magari qualcuno che ha il figlio Certo. che comincia, cosa fa? Vuoi dargli qualche consiglio? E l'unica cosa che mi viene da rispondere è controlla di non avere scelta. Ok, Cioè, mettiti lì e guarda. Se puoi fare qualcos'altro, fai qualcos'altro e fai musica per diletto, per divertimento. certo, per Se, amore, per amore per la cosa, sì. se la fai per mestiere, sappi che ti toccheranno privazioni, umiliazioni, scarsità di denaro, poi potrai vedere la tua carriera che finisce e magari ricompare dopo 20 anni, magari non ricompare più. E l'ho visto succedere a un sacco di musicisti che avevano più doti di me, hai capito? Che solo magari per avere un carattere un po' ombroso non sono riusciti Certo. a fare
cose che si sarebbero meritati appieno perché erano pieni di talento. Quindi quando vedo i ragazzi che finiscono così pieni di entusiasmo che mi guardano e io gli dico controlla, sì, che sei sicuro di non avere scelta. Vero. Molto bello, veramente. Grazie mille. Grazie a te.